È la cultura ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale, la cultura ma anche la bellezza del nostro territorio, non solo la città di Venezia ma anche quanto nei secoli i veneziani hanno costruito su entrambe le sponde dell'Adriatico sono da qualche giorno un bene di tutti. Un nuovo pezzo di storia della Serenissima diventa patrimonio dell'umanità. L'Assemblea Generale dell'UNESCO ha deciso di inserire nella ristretta lista dei beni di interesse mondiale tutte le mura e le fortificazioni costruite dalla Repubblica Veneta nel XVI e XVII secolo nelle città italiane di Bergamo, Peschiera e Palmanova e a Zara Sebenico in Croazia. Il verdetto è arrivato dopo un rapidissimo esame della candidatura da parte della Commissione, che ha impiegato appena 2 giorni per la valutazione. È la 53esima opera italiana a ricevere questo onore. Nessun altro paese conta un simile numero di patrimoni UNESCO. La forza, le gesta, la sapienza e la bellezza della Serenissima non hanno tempo, commenta il governatore veneto Luca Zaia. Oltre a Venezia sono patrimonio dell'umanità anche le emozionanti vestigia di chi ha disseminato lo stato da mare e lo stato da terra e non di meno quella ricchezza immateriale prodotta nei secoli dalla Serenissima, fatta di democrazia, buon governo, attenta gestione dei suoi territori. Speriamo questo sia di buon auspicio anche per la candidatura a patrimonio UNESCO delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Ed ora un tema tornato alla ribalta proprio in questi giorni, quello dello spopolamento di Venezia. Ospitiamo una riflessione, quella del rettore dell'Istituto Veneziano di Architettura. Il problema dello spopolamento non riguarda solo i veneziani, secondo il rettore dello IUAV Alberto Ferlenga, che sostiene la manifestazione andata in scena alcuni giorni fa in Riva degli Schiavoni. Chiunque ha un rapporto con questa meravigliosa città sostiene deve porsi il problema di come rispondere al grido d'allarme lanciato dai residenti. Se c'è lo svuotamento fisico, che è una questione sicuramente importante, perdere abitanti, perdere attività, perdere cinema, perdere luoghi di svago, eccetera, però c'è anche qualcosa di forse ancora più preoccupante, che è lo svuotamento di senso della città, di significato della città. La città, per essere fruita e usata da turisti che stanno per lo più pochissimo tempo in città, viene trasferita, viene fatta conoscere attraverso quasi degli slogan, e non si può ridurre a slogan la storia complessa di una città come Venezia. La soluzione, riflette Ferlenga, non è combattere i turisti ma spiegare loro tutto questo prima che arrivino in città. Oggi non viene fatto perché per ragioni di opportunismo si cerca di prendere tutto dal turista nel più breve tempo possibile. La città andrebbe raccontata in un altro modo. Venezia può tornare ad essere una città modello, perché se noi consideriamo Venezia facendo finta di non sapere che è Venezia, abbiamo di fronte una città che possiamo descrivere come una città senza macchine, una città sicura, una città con dei buoni spazi pubblici, dove resistono con delle buone comunità e così via. Cioè una città ideale da molti punti di vista, e questo dobbiamo tornare a far comprendere. Ne abbiamo parlato nel corso del nostro telegiornale, il tema delle banche nel giorno dell'inizio della discussione alla Camera per la conversione in legge del decreto sull'ex Popolari sarà anche al centro della puntata di questa sera di 20:10, ospiti in studio Marzio Favero, sindaco di Montebelluna, e Giacomo Vendrame, segretario provinciale della CGIL di Treviso. Vi ricordo poi la nostra rubrica, lo dico ad antenna, per segnalarci problemi o disservizi che non riuscite a risolvere. Fateci le vostre segnalazioni via SMS o WhatsApp al 351 1755 340, via mail l'indirizzo è redazione@antena3.it, oppure lasciando un messaggio in segreteria telefonica, il numero lo vedete allo 042202 30898. Adesso le previsioni meteo per le prossime ore sulle nostre regioni. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte nuovamente protagonista sulla nostra bella penisola, torna infatti il bel tempo e saranno rare le precipitazioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto torna la stabilità atmosferica, sole prevalente su gran parte del territorio, da segnalare soltanto locali temporali pomeridiani sul Bellunese più settentrionale. Temperature massime tra i 29 e i 37 gradi, valori notturni intorno ai 20-23 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo continua a rimanere stabile, qualche isolato temporale sull'Udinese settentrionale, altrove dominerà il sole. Temperature massime comprese tra i 30 e i 34 gradi, valori notturni previsti tra i 22 e i 24 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui condizioni più stabili, i temporali saranno relegati soltanto ai confini alpini esteri, altrove prevarrà il sole e il cielo sarà poco nuvoloso. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra i 31 e i 34 gradi, i valori notturni sui 21-23 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e da sud. Dal meteo di Antenna 3 anche per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. È tutto, vi ricordo le edizioni serali dei telegiornali di Antenna 3, 18:30 l'edizione del Veneto, a seguire quella di Venezia e poi alle 19:30 tutte le notizie da Treviso e provincia. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.